Va ora in onda la rassegna stampa. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, venerdì 13 di giugno dell'anno del Signore 2025. La notizia è di questa notte, alle 2:15 del mattino, ora italiana. Israele ha attaccato l'Iran. Nel corso dell'attacco che sta continuando e che Israele ha annunciato durerà diversi giorni, sono state colpite tutta una serie di installazioni militari sul territorio iraniano e in particolare sono stati uccisi tutta una serie di responsabili del progetto nucleare iraniano, nonché della catena di comando delle forze armate iraniane, tra cui anche Mohammad Bagheri, che era il capo di Stato Maggiore fino a questa notte, quando poi i bombardamenti hanno colpito anche Teheran. Teheran non viveva questa situazione dagli anni '80, dal tempo della guerra Iran-Iraq, e naturalmente questa è la notizia di stamattina, per cui sarà una rassegna stampa completamente diversa rispetto a quello che siamo abituati ad avere al solito, perché chiaramente la storia ancora una volta ha impresso una curva al suo cammino e non sappiamo dove ci porterà. Va precisato che l'attacco di questa notte è da considerarsi un attacco preventivo, esattamente come la guerra del 1967, la guerra dei 6 giorni, che terminava proprio questo 13 di giugno, se mal non ricordo, del 1967. L'attacco preventivo è stato deciso dal governo israeliano. Il governo americano ha subito precisato di non entrarci niente con questa iniziativa, anche se l'Iran ovviamente ha immediatamente accusato gli Stati Uniti d'America di essere dalla parte di Israele e di aver dato l'ok a questo attacco che, dice la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, svela la natura vigliacca e codarda dell'entità sionista, perché loro non si azzardano a chiamarlo Israele. Netanyahu ha ovviamente informato la nazione, soprattutto quello che risulta dai vari comunicati che si susseguono nel corso dei minuti, mentre l'operazione, vi ripeto, è ancora in corso. Quello che si viene ad apprendere è che a quanto pare l'Iran, avendo potenziato l'arricchimento dell'uranio, avendo aumentato il ritmo di arricchimento dell'uranio, che fino ad oggi ha sempre dichiarato di utilizzare solo a scopo pacifico, questo ha dato a Israele l'impressione che ormai, secondo le stime degli analisti, si poteva andare da questione di giorni fino a entro la fine dell'anno per la produzione della prima bomba atomica iraniana. Ora, la dottrina israeliana in materia, fin dalla fine degli anni '70, quando venne enunciata da Menachem Begin, che era allora il primo ministro di Israele, la dottrina israeliana predica che solo Israele può, in quell'area delicata del mondo, possedere l'arma atomica, e soprattutto che un'arma atomica in mano all'Iran, al suo regime di Ayatollah, non può essere accettata né ora né mai, e quindi da questo le ragioni dell'attacco. Si aggiunga anche un'altra cosa. Il Teheran è il paese che da sempre finanzia Hezbollah, gli Houthi e Hamas, che ha compiuto l'infame attacco del 7 ottobre 2023. Quindi questo è quello che sta succedendo in queste ore. Il petrolio sui mercati internazionali è salito ovviamente del 10%. In questo momento è in corso una riunione d'emergenza alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. Le reazioni nel mondo sono di ogni tipo. È chiaro che c'è una forte condanna anche da parte dell'Arabia Saudita. La Giordania ha detto che non permetterà che il suo spazio aereo divenga un campo di battaglia. Nel frattempo però c'è già una prima reazione da parte degli iraniani, che avrebbero lanciato, informa la CNN, qualcosa come oltre un centinaio di droni diretti a colpire determinati obiettivi in Israele.
Questo è più o meno a grandi linee il quadro della situazione che vi facciamo ora alle 7:37 minuti e 23 secondi mentre andiamo in onda e mentre, vi ripeto, l'attacco continua e non sarà questione di un giorno solo, non sarà un mordi e fuggi come abbiamo assistito l'anno scorso, per esempio nella primavera dell'anno scorso, quando ci sono stati un botta e risposta tra Israele e appunto e l'Iran. La cosa sarà molto più lunga e il timore da parte di tanti è che questo porti a un conflitto su scala regionale. Il presidente Trump, tra l'altro, ha anche precisato che se l'Iran oserà attaccare Israele, è chiaro che a quel punto gli Stati Uniti d'America utilizzeranno tutta la loro forza e tutta la loro potenza militare per difendere lo Stato di Israele, per garantire il diritto alla sua libera e sicura esistenza. Adesso però, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, cominciamo a dare un'occhiata a quello che dicono le agenzie nel mondo dell'attacco, chiaramente, di quello che sta succedendo. Vedete che c'è anche la TASS che parla di quanto accade. Intanto voglio salutare il nostro Simone, il nostro pastore di magiche onde, che è già in regia e mi permette di essere qui con voi. Simone, io ho attivato, come vedi, la condivisione. Vedete, abbiamo la TASS che scrive: Israele lancia un attacco su almeno 6 basi militari vicino a Teheran. Il New York Times, secondo quanto si riferisce, gli attacchi hanno anche colpito degli edifici in 2 quartieri pesantemente sorvegliati che viene abitata diciamo così, dagli alti gradi, dagli alti funzionari della Repubblica Islamica. Questa è la BBC che sta coprendo con la diretta dalle 2:15 di stanotte, sta coprendo quanto accade. Vedete, per chi ci sta seguendo sul canale 252, ma anche sulla nostra app, Twitch, YouTube, vedete che già ci sono i primi video che sono stati pubblicati. Questo è un edificio in fiamme e delle esplosioni in quel di Teheran. Da notare una cosa: malgrado la pesante censura che c'è sui social media in Iran, la gente è stata molto veloce a dribblare attraverso il VPN, attraverso tutti gli escamotage possibili e immaginabili, è stata molto brava a dribblare la censura iraniana e a postare in rete, a far filtrare i video con i primi risultati e le prime immagini degli effetti dell'attacco israeliano. Ecco qua, allora, il portavoce delle IDF, appunto. Ecco, Simone, chiama subito Fiamma Nirenstein, per favore, su WhatsApp chiamala. Grazie. Che ci sta aspettando. Tra poco avremo in comunicazione Fiamma Nirenstein e faremo il punto della situazione su quello che succede adesso e su quello che sarà il morale, insomma, la situazione in Israele. L'operazione si chiama Operazione Leone Sorgente e soprattutto Netanyahu dice che l'Iran è stata una minaccia all'esistenza stessa di Israele. Cosa dice il portavoce intanto delle forze armate israeliane, il brigadier generale Effi Defrin, che l'Iran ha lanciato circa 100 droni contro il territorio israeliano e che loro stanno cercando di intercettare. Defrin aggiunge che il capo di Stato dell'esercito iraniano, il comandante del corpo delle guardie rivoluzionarie della Repubblica Islamica e il comandante del comando d'emergenza iraniano sono stati uccisi nel corso degli attacchi di questa notte. Le agenzie stampa iraniane, i media statali iraniani hanno anche riferito poco prima, appunto, che il capo delle guardie rivoluzionarie Hossein Salami è stato ucciso. Vi ricordiamo inoltre, anche noi insieme con la BBC, che è stato dichiarato lo stato d'emergenza in Israele, sono state proibite le riunioni all'aperto, oggi le scuole sono chiuse e sostanzialmente non si può uscire di casa se non per estrema necessità. Noi tra poco dovremmo avere con noi Fiamma Nirenstein per una prima valutazione di quello che
è successo. Simone, chiama su WhatsApp, fammi sapere quando ce l'hai, in modo tale che partiamo subito. Tra l'altro la CNN riferisce appunto che la gente a Teheran è stata estremamente devastata dall'attacco, lo dice Negar Mortazavi, che è un analista politico del Centro per la Politica Internazionale, lo dice alla CNN. Dice di aver parlato con la sua famiglia, i suoi amici e le fonti in Iran, dove si parla di una notte lunga e terrificante. Dice che la gente ha sentito il terreno scuotersi, hanno sentito delle esplosioni, hanno sentito dei jet volare sopra le loro teste, e poi quando si sono alzati hanno visto il fumo e le esplosioni. Sembra che la gente sia stata devastata e scioccata da questo attacco, aggiungendo anche che si sapranno soltanto nel corso della giornata i dettagli su impatto e perdite e morti e feriti che ci saranno stati probabilmente a Teheran. Una delle prime voci parlava di circa una cinquantina di feriti. Buongiorno a Fiamma Nirenstein, grazie del suo tempo, benvenuta. Prego, buongiorno, eccomi qua. Io però non la mi sento, sento la mia voce, Simone, che mi torna indietro, se potete fare qualcosa. Pronto? Sì, mi sente? Simone, Pronto? ti chiedo scusa, ma io non la sento. Pronto? Io ci sono. Eccoci qua. Pronto? Vediamo un attimo se riusciamo a sentire. Pronto? Antonino, stiamo avendo dei problemi con WhatsApp. Quindi lei ti sentiva e tu non sentivi lei. Prova a metterla in viva voce davanti al microfono, proviamo un attimo a... La devo chiamare col mio WhatsApp, allora. Sì, Okay. prova. Ok. Facciamo una soluzione artigianale, ma facciamola, perché capite bene che mentre l'evento accade la cosa non è certo scontata. Nel frattempo, appunto, vi dicevo, la Giordania ha chiuso il suo spazio aereo dopo l'attacco israeliano. È una misura precauzionale che viene presa alla luce dell'escalation militare nella regione, lo dice la commissione per la gestione dell'aviazione civile della Giordania. Tra l'altro la decisione è in linea con appunto gli standard dell'aviazione civile e degli obblighi per la sicurezza del volo, e che la chiusura temporanea sarà ovviamente al più presto rivista e controllata. Anche Israele, anche l'Iran hanno chiuso temporaneamente i loro spazi aerei, e Flight Radar 24, per i più appassionati, mostra appunto i cieli sopra questi paesi completamente vuoti all'inizio di questa mattinata. Vediamo anche le prime reazioni agli attacchi compiuti da Israele contro l'Iran. Il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita ha espresso la sua forte condanna e denuncia, dicendo che la vigliacca aggressione israeliana mina la sovranità e la sicurezza iraniana, può costituire una violazione chiara delle leggi internazionali e delle norme internazionali. L'ambasciata cinese in Iran ha definito che ha detto che la situazione è severa e complessa, e invita tutti i cittadini cinesi nel paese a seguire attentamente gli sviluppi e ad aumentare le loro precauzioni di sicurezza, inclusa l'evitare luoghi affollati e sensibili. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che gli Stati Uniti non sono coinvolti negli attacchi di Israele, ma aggiunge anche che la nostra principale priorità è quella di proteggere le forze americane nella regione. Il ministro degli esteri australiano Penny Wong ha detto che Canberra è stata allarmata dall'escalation tra le due nazioni. Sì, pronto, buongiorno Fiamma Nirenstein, ben ora trovata. ci sentiamo, sì. Bene. Grazie del suo tempo. Buongiorno. Intanto. Allora, è giunto il momento atteso forse da 46 anni, visto che Teheran ha sempre avuto in testa l'idea dell'annientamento totale di Israele. Ora che succede, secondo lei? Ma guardi, intanto quello che succede ancora non lo sappiamo bene, nel senso che quello che sappiamo è quello che sta succedendo in questo momento, ovvero gli aerei israeliani, gli F-15 e gli F-16, che si sono alzati in volo
ieri, hanno percorso tutta la strada fino a Natanz, uno dei centri di produzione della bomba atomica con la quale il regime di Teheran aveva promesso di distruggere Israele. Forse è stato distrutto, ancora non sappiamo, non abbiamo dati molto precisi, sappiamo è stato preso di mira da questo punto di vista soprattutto Natanz e forse Isfahan. Sappiamo anche che diciamo, alcuni personaggi centrali nelle scelte militari, che sono sempre scelte strategicamente mirate alla distruzione dello Stato di Israele. Il capo di Stato Maggiore è stato colpito e lo stesso il capo delle guardie della rivoluzione, tutti quanti personaggi che sono legati a questo, in maniera fondamentale, a questo regime che è assassino non soltanto del suo popolo, ma di Israele, ma del suo popolo stesso. Io penso che in questo momento, anche se naturalmente ci sarà chi si esercita in condanne di ogni genere e grado, vero, più che altro ci sarà in questo momento la speranza di vedere sparire dal mondo, sempre così, per l'impegno sinceramente eroico proprio di Israele, che è impegnata su tanti fronti, ma che ha dovuto intervenire perché altrimenti qui si andava verso la distruzione atomica. Ecco, la speranza probabilmente è quella di vedere sparire all'orizzonte il regime più aggressivo e pericoloso che ci sia nel mondo, un regime che cedendo all'ONU ne minaccia di distruzione un altro, è una particolarità molto specifica. Quello che quindi Israele ha fatto è stato colpire 3 obiettivi. Uno sono appunto i centri di arricchimento dell'uranio, centrali atomiche, in cui si dice, e questo è stato rivelato stamattina dallo spokesman dell'esercito, che lavoravano anche secondo un piano parallelo e quindi non secondo il piano noto attraverso le indagini dell'IAEA, l'Organizzazione Internazionale per le cose atomiche nel mondo, un piano parallelo in cui appunto questo arricchimento era molto maggiore. L'Iran era ormai arrivato alla preparazione di 6 bombe atomiche in tempi estremamente brevi, erano tempi che si possono raccorciare a un paio di settimane, dopodiché l'esistenza o meno dello Stato di Israele era a loro piacimento. Quindi questo dovrebbe, diciamo, adesso cambiare sul terreno internazionale. Che cosa succederà, lei mi chiedeva, nelle prossime ore? Beh, per ora noi siamo stati scaraventati giù dal letto alle 2:30 stanotte. Sì. Abbiamo preparato un po' d'acqua, un po' di biscotti. Io, scusate, sono un po' raffreddata. Un paio di coperte. Siamo andati giù sotto perché ci hanno detto che chi ha a 2 piani sotto il rifugio è meglio che stia a 2 piani sotto, e quindi siamo andati nei rifugi e poi siamo usciti quando ci hanno detto che per ora si trattava solo di preparare e poi ci avrebbero dato altri ordini, altre indicazioni. Siamo in attesa di ulteriori indicazioni. I bambini non vanno a scuola, la gente non va al lavoro, Israele è ferma, siamo in una situazione di attesa. Ti dirò che comunque questa attesa di vederci fronte a fronte con un nemico che ci vuole spazzare via dal mondo da un sacco di tempo, che ha armato Hamas, ha armato gli Hezbollah, ha fatto di tutto per metterci il mondo contro con appunto mezzi bellici, strategici e propagandistici di ogni tipo. Non è una sorpresa, è una cosa di cui si parla da sempre. Insomma, sembra un po' un punto a cui si doveva arrivare. Quindi qui si sta tranquilli in attesa delle prossime ore, con i bambini in casa, con la difficoltà di pensare e oggi come si fa, perché poi c'è il weekend di mezzo, a procurarsi il cibo necessario, e si sta cercando semplicemente di affrontare questi problemi quotidiani, però con la calma e l'intendimento legato a un tema molto ben comprensibile, che è quello della necessità assoluta dell'autodifesa, se no siamo tutti morti, giusto? Questo è fuori discussione, però io voglio farle una domanda provocatoria, la classica domanda da bar che i classici commentatori Sì. da tastiera faranno.
Vabbè, Netanyahu ha portato la guerra fino a Teheran, perché se no, se la guerra finisce, lui perde il posto. Ecco, uno che viene e le fa un'osservazione del genere, lei che cosa gli risponderebbe? E dico che mi fa pena. Io dico che uno che dice una cosa del genere mi fa pena. Vuol dire che la sua piccola mente non capisce, numero uno, l'immensa e gigantesca aggressione a cui siamo stati sottoposti. Rifiuta di guardare, proprio come hanno fatto quelli che con Greta son venuti, no? Quelli che sono arrivati con Sì, quella barca. Poi gli hanno detto: ok, adesso vi abbiamo fatto scendere dalla barca, vi accompagniamo gentilmente all'aeroporto dopo avervi nutriti e rifocillati. Per favore, guardate quanto ci odiano i nostri nemici, guardate il filmato di quello che ci hanno fatto e di che cosa ci vorrebbero fare. Vero? Bambini sì, bruciati in braccio alle loro mamme, sì. donne squartate mentre venivano violentate. Hanno rifiutato, non hanno voluto guardare. Allora, chi mi dice una cretinata simile su Netanyahu non ha voglia di guardare il male del mondo. Il male del mondo in questo momento storico specifico, stamattina, va bene, lasciando da parte per un momento Hamas, è incarnato dall'odio che senza nessun motivo al mondo. Infatti Netanyahu ieri nel suo messaggio ha proprio detto: noi non abbiamo nulla contro gli iraniani, ha detto, siamo sempre stati amici con gli iraniani ed è storicamente comprovato questo e speriamo di poter ritornare ad essere amici nel momento in cui finalmente questo gruppo degli ayatollah odiatori guidati da Khamenei finalmente non sarà più il padrone di questo grande, bellissimo Stato che è l'Iran, la sua storia persiana meravigliosa che ha contribuito alla civiltà del mondo. Speriamo veramente che l'Iran possa ritornare in mano agli iraniani. Ecco, questo è veramente un augurio che io faccio al mondo e non soltanto a noi che siamo qua e che abbiamo bisogno di un po' di pace e all'Iran stesso. Quindi diciamo Netanyahu purtroppo sin dal 7 di ottobre in avanti combatte su tutti i fronti, 7 fronti, una guerra di sopravvivenza e bisognerebbe che ci si risvegliasse un po' a questo, anche appunto in virtù del fatto che questi piloti audaci, meravigliosi, che compiono più di 2000 chilometri e vanno lontano da casa per distruggere queste bombe atomiche che possano naturalmente estendere il danno spaventoso che portano al mondo oltre Israele, vero? Perché è del tutto evidente che l'Islam estremo non odia soltanto gli ebrei, odia anche i cristiani e sarebbe l'ora che i cristiani se ne rendessero conto, non le sembra? Dovrebbero rendersene conto. Il problema è che in questo paese abbiamo, e più in generale in Occidente, abbiamo avuto invece un'esplosione di antisemitismo che definire vomitevole è fargli un complimento. Penso a tutte quelle bandiere palestinesi che vengono sventolate, a quelli che gridano Palestina libera, a quelli che vogliono boicottare Israele, persino i presidenti delle regioni tipo Emiliano che ha deciso di cancellare gli accordi con Israele prendendosi evidentemente per capo di una nazione e non della regione Puglia. Ecco, ma quanto antisemitismo stupido dovremo sentire nelle prossime ore e nei prossimi giorni, secondo lei? Tutto quello che non sarete in grado, diciamo paese per paese, di combattere. Da qui perché è una cosa molto difficile. L'antisemitismo esiste da 2000 anni e mette fuori la sua, testa che cambia sempre, dimensioni, espressione, forma a seconda del periodo in cui si presenta. Ci sono dei momenti in cui ha l'aspetto di una bestia religiosa e dice che gli ebrei hanno ammazzato Gesù Cristo. Poi ce n'è quella in cui dice che gli ebrei sono una razza inferiore, quindi prende una veste scientifica. Poi dopo prende invece la veste della religione del nostro tempo, cioè quella dei diritti umani, e dice che Israele
è uno Stato colonialista e persino genocida, cioè le peggiori sciocchezze sugli ebrei si sentono dire dall'inizio della storia dell'umanità, va bene? Quindi è una battaglia dura, difficile, che chi la vuole fare sa che la deve affrontare con grande coraggio e deve affrontare il fatto che chi crede nelle balle di Al Jazeera che vengono poi riveicolate da tutte le testate dei giornali italiani che non vanno a verificare le cifre dei morti piuttosto che quelle dei bambini, che ripetono delle cose che non hanno nessuna validità. Ma perché quelle invece che diceva Hitler sugli ebrei per poi ucciderne 6 milioni avevano una qualche base? E qui siamo di nuovo alla stessa cosa, la menzogna è sempre stata la base dell'antisemitismo. Quindi è la menzogna che deve essere controbattuta. Questo insegniamo ai nostri bambini, non mentire, non dire le bugie. Sugli ebrei è quello che si fa giorno dopo giorno. Quindi diciamo, dobbiamo riprendere in mano tutti i fondamenti della nostra etica, che è quella comune della Bibbia e del Vangelo, che sono la stessa cosa, che sono lo stesso libro. Ecco, questo è. Certamente. Senta, visto che l'ha nominata, Al Jazeera dice adesso, con questa analisi che pubblica in questo momento, il fatto che gli Stati Uniti d'America dicano di non essere coinvolti nell'attacco e di definirlo unilaterale significa che stanno cercando di distanziarsi rispetto a quanto hanno fatto stanotte gli israeliani. Però è altrettanto vero che Trump aveva detto che lui avrebbe difeso comunque Israele. Insomma, mi pare che qui c'è qualcuno che prova a mettere un po' di zizzania tra Washington e Gerusalemme? Trump, seguito da Witkoff, negli ultimi giorni ha ripetuto non meno di 4 volte, credo proprio nelle ultime 48 ore: l'Iran non avrà la bomba atomica, l'Iran non avrà la struttura nucleare, l'Iran non avrà la bomba atomica. L'ha detto e l'ha ridetto e l'ha ridetto. Questo era un avvertimento ripetuto agli iraniani che avevano rifiutato una trattativa in cui gli Stati Uniti chiedevano di smettere di arricchire l'uranio a casa loro, perché non ci si può fidare naturalmente di un arricchimento fatto a Teheran, perché viene utilizzato solo per uno scopo, quello della distruzione di Israele e del mondo. Quindi questo ma sacrosantamente Trump ha detto che lui non lo poteva accettare. E non ha affatto preso le distanze Trump dall'attacco. Rubio ha detto siamo stati avvertiti dell'attacco e adesso stiamo a vedere. Adesso stiamo a vedere. Se questo poi voglia dire che poi sul tavolo delle trattative ci possa essere un momento in cui gli americani dicono allora guardate, noi possiamo dire agli israeliani che hanno distrutto abbastanza la vostra struttura nucleare da garantire che voi non arricchirete più l'uranio e voi qui vi impegnate a non arricchirlo più e quindi rinunciate alla bomba atomica, può anche darsi, ognuno ha i suoi disegni, ma da questa ipotesi, che già è un'ipotesi che ancora non sappiamo, può darsi benissimo invece, e questo è quello che si dice in realtà, che gli americani partecipino anzi a questa battaglia per liberarsi sia dalle strutture atomiche che poi sotto sotto anche dal regime iraniano. Però mettiamo, se anche poi ci fosse l'idea di arrivare ad una seconda fase in cui in un accordo quale che sia l'Iran viene ridotto in un angolo e costretto a non riprodurre mai più la potenza, il potere atomico, ma per me va bene, non ci vedo in questo niente di antagonista rispetto a Israele. Non so, lei? Non lo so, non lo vedo. Ecco. No, nemmeno Però, io, anzi, prima ci liberiamo di questa leadership nazi-islamica, mi verrebbe da dire, e prima il mondo sarà un posto più sicuro. Lei che ne pensa? Questo è. Io penso che appunto che questo è quello che desidera il popolo iraniano. Lo si è visto in molte occasioni, finché non gli sparano addosso e lo costringono al silenzio. Sì, la speranza è che questo regime sostanzialmente marcio crolli in virtù di questi attacchi, perché sa, io temo anche un'altra cosa, che invece la gente in qualche modo si compatti attorno a Khamenei e a tutta quella realtà, No, io ma non lo credo che penso dopo affatto. 46 anni di dittatura sia il caso di chiuderla qui. Io penso che la gente ha dimostrato molte volte, dai tempi di Ahmadinejad in poi, Sì. andando nelle piazze, le donne
che con il loro meraviglioso movimento Donna, Vita, Libertà hanno sfidato gli spari delle guardie della rivoluzione per costringerle a vestirsi addirittura a modo loro. Mi pare che hanno molto ben disegnato e individuato quello che è il sentimento del popolo iraniano. È un sentimento molto positivo che credo che non ne possa più di queste minacce a Israele. Senta, ma gli amichetti di Teheran, cioè Hamas, gli Houthi, vabbè, Hezbollah per ora si sta leccando le ferite. Ecco, davanti a un messaggio del genere, secondo lei capiranno che è ora di deporre le armi a Gaza e darsi una calmata pure loro? Penso che, oppure... guardi, penso che il suo punto sia un punto molto interessante, cioè io credo che senz'altro Hamas stamattina ha condannato, fa un po' ridere questa cosa, ecco, Hamas ha condannato ed è sì, è realistico che questa sua condanna sottenda in realtà, diciamo così, l'ultima tessera di un mosaico che lo vede veramente ridotto in pezzi, così mi sembra. Vede, noi andiamo molto piano a Gaza perché abbiamo lì i rapiti e quindi ecco, abbiamo lì gli ostaggi, quindi le cose però Hamas ha perduto tutta la sua leadership più importante, ha fatto uso degli aiuti umanitari rubandoli alla sua gente per cercare di arruolare nuove leve di terroristi, e l'ha fatto, ma ora anche questo gli è sfuggito di mano con i nuovi sistemi. Il guaio è che voi non capite nulla laggiù, cioè quando vedete questo poi dopo accusate Israele di avere incaricato della distribuzione dei pasti un gruppo di palestinesi che sarebbe ai suoi servizi, perché è una sciocchezza sesquipedale. Magari all'interno del mondo palestinese ci fosse uno schieramento che prendendo cura della distribuzione del cibo osa sfidare fino in fondo Hamas. Penso che questo sia il sogno un po' di tutti quanti. Invece però il desiderio frenetico di condannare Israele è sempre tale che si utilizzerebbe qualsiasi virgola pur di poterlo fare, è così. Però invece, ecco, quello che le posso dire è che quello che lei diceva è giusto. Hamas è ridotta in un angolo e di certo il suo nutritore, amico, ispiratore, sia pure sciita, mentre invece Hamas è sunnita, vero, attaccato e battuto sempre che le cose vadano bene. Attenzione, siamo nel mezzo, Sì. siamo nel mezzo. Quindi stiamo ancora a vedere più tardi, va bene? Ancora stiamo ancora preparando le nostre borse per andare giù nei rifugi e poi ci risentiamo al momento opportuno. D'accordo, allora grazie di cuore a Fiamma Nirenstein, che vi grazie ricordo a voi. scrive anche sul giornale. A Misrael Kai, Certo. grazie. A Misrael Chai, grazie mille, state con noi, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo qui tanti bambini impauriti e tanta gente in prima linea, donne, uomini, ragazzi, eroi. Ecco, guardateci per quello che siamo e non per la lente veramente distorcente che vi viene fornita dalle bugie giorno dopo giorno. Grazie di cuore. Arrivederci. Simone, intanto grazie a Fiamma Nirenstein per le sue parole. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete intervenire per telefono. 10 secondi di jingle perché abbiamo un po' sforato l'orario e poi rientriamo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Allora, rieccoci, le 8, 6 minuti e 46 secondi per questa rassegna stampa in edizione straordinaria, visto che, come sapete, questa notte Israele ha lanciato un attacco a sorpresa contro l'Iran, è stata colpita anche Teheran, sono stati colpiti i vari siti del programma nucleare iraniano e in particolare, apprendiamo adesso dagli ultimi dettagli che sono stati diffusi dalle IDF, sono stati impiegati qualcosa come 200 caccia che hanno lanciato 300 tra bombe e ordigni vari sugli obiettivi. Allora, siamo qua sulla BBC, la vedete, ci sono già le prime immagini che cominciano a filtrare da Teheran dopo gli attacchi. Questo è un edificio a nord di Teheran colpito da una quantità diciamo è uno dei tanti edifici colpiti dall'attacco israeliano di questa notte, per chi ci sta seguendo sulla radiovisione, per chi ci segue via radio sono ovviamente le immagini della devastazione di questi fabbricati. Abbiamo un'altra immagine, l'intervento dei vigili del fuoco che sta cercando di ovviamente salvare chi c'era all'interno di questo complesso residenziale. Sono fotografie che spesso arrivano attraverso la Reuters o l'EPA e in particolare mentre tutto questo accade abbiamo anche degli aggiornamenti. Vi dicevo appunto ci sono tutta una serie di morti eccellenti che sono avvenute e in particolare nel frattempo però abbiamo già un'informazione dall'AIEA, che è, lo sapete, l'autorità per l'energia atomica. L'AIEA dice che la centrale atomica di Bushehr in Iran non è stata colpita dagli attacchi aerei israeliani. Lo afferma sulla base di informazioni che ha ricevuto dai funzionari dell'Iran. Bushehr è il principale impianto nucleare, la principale centrale nucleare iraniana. La IEA dice ancora di non aver rilevato alcun incremento di livelli radioattivi presso il sito nucleare di Natanz, che è la più ampia, il più grosso impianto di arricchimento dell'uranio. Israele, la IEA e i media statali iraniani hanno anche confermato che però in ogni caso Natanz è stata colpita. Si trova a 150 miglia a sud della capitale Teheran, il che significa circa 200 sì, più o meno 220-230 km a sud da Teheran. Questo sito appunto ospita il programma nucleare avanzato del paese. Gli analisti dicono, scrive la CNN, che il sito viene utilizzato per sviluppare ed assemblare le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, tecnologia chiave che permette di trasformare l'uranio in carburante nucleare. Le fotografie e i video che arrivano da Natanz mostrano delle ampie colonne di fumo che si alzano da esso. Vi dicevo, sempre il portavoce delle forze armate israeliane, il generale Defrin, dice che Israele ha utilizzato 200 cacciabombardieri e li sta continuando a usare perché, vi ripeto, l'attacco durerà per giorni. Sono stati colpiti oltre 100 bersagli su tutto il territorio iraniano e sono state lanciate oltre 330 bombe, diciamo bombe ma anche ordigni esplosivi. Defrin dice ancora che gli attacchi israeliani sono parte di un'operazione precisa e sincronizzata e che i piloti stanno ancora colpendo obiettivi militari e obiettivi del programma nucleare in diverse aree dell'Iran. Nel frattempo l'America prende anche una posizione per quanto riguarda i propri dipendenti in Israele, ha emesso un avviso e ha detto che come in questo avviso si legge che come risultato dell'attuale situazione di sicurezza l'ambasciata americana in Israele ha segnalato a tutti i dipendenti del governo americano e alle loro famiglie di andare a chiudersi in rifugi sicuri fino a nuovo avviso. Si aggiunge anche che i cittadini americani dovrebbero tenere sempre presente di comportarsi con attenzione, con prudenza e soprattutto di aumentare la sicurezza personale.
dovrebbero conoscere la posizione esatta del loro rifugio più vicino in caso di incidenti di emergenza, in caso di eventi tipo lancio di missili, lancio di razzi o colpi di mortaio. L'ambiente della sicurezza è complesso e può cambiare rapidamente, si legge ancora in questo avviso. Sono arrivate le vostre zappe al 340 670 9659. Simone, ancora grazie per quanto stai facendo. Andiamo a vedere che cosa state scrivendo. Il telefono è aperto allo 0292947222. Caro Antonino, buongiorno a te, non so chi tu sia, comunque spero che Israele sappia bene cosa faccia. Una guerra, se la cominci, sai di vincere e finirla, ma se la cominci e poi vediamo, è come bastonare un alveare di api e aspettarci che si arrendano. Basta nuove guerre, sia alla diplomazia. Ancora, saluti dalla sicura Svizzera, Alessandro. Ciao Antonino, sarò sempre col popolo israeliano. Una domanda, la Russia ha detto qualcosa, Walter? No, per ora non risulta nulla. Buongiorno, dobbiamo ringraziare Israele perché pensare che un regime come l'Iran abbia ordigni nucleari è un pericolo per tutto il mondo civile, perché la dottrina terroristica di Teheran prevede che tutto è concesso per colpire gli infedeli. Saluti Donatella da Brescia, sono pienamente d'accordo. Luciana da Muggio, Antonino caro, prego Dio che Israele raggiunga gli obiettivi, tutti, perché sono gli unici deputati in diritto di distruggere la testa del serpente che vuole il male del mondo. Anche qui mi ritrovo ampiamente d'accordo con te. Allora, andiamo a vedere ancora che cos'altro è successo. Andiamo a vedere la lista quindi dei cadaveri eccellenti, vediamo chi è che costituiva soprattutto la mente, costituiva la catena di comando della come si dice, delle forze armate israeliane. E allora siamo qua sempre sulla BBC. Intanto in questa cartina che vi mostriamo sulla radiovisione, questa è una cartina elaborata ovviamente dalla IEA, eccola qua, e in particolare vengono indicati Bushehr, che lo vedete qui in riva al Golfo Persico, che è la centrale atomica. Poi abbiamo in giallo questi impianti di conversione dell'uranio, Isfahan e Arak. Poi abbiamo in verde i posti, diciamo, i laboratori di ricerca, quindi Bonab, Teheran, Fordov e Sagand. E poi abbiamo Savasandir, l'impianto di arricchimento dell'uranio, qui in blu, in violetto, Natanz, che è proprio nel cuore dell'Iran. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno a te, gloria infinita a Israele, tutta la vita. Voglio raccontarti una cosa che mi è capitata quando ero ragazzo. Io ho fatto le superiori e c'era un mio insegnante di geografia che all'epoca, quando ci spiegò il Medio Oriente, passò praticamente giorni e giorni a raccontarci le grandi cose che avevano fatto i palestinesi e quanto era orrendo invece Israele, che aveva fatto tutto quello che sentiamo dire da decenni. Allora, una cosa legata a chi dice dobbiamo fermarci, Israele si deve fermare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come si fa a fermarsi con uno che ti ha giurato di sterminarti? Questo dobbiamo bella pensare. domanda. Ultima cosa, legata all'Europa che è diventata antisemita. Io credo che ci sia un'elite antisemita o anti-israeliana, ma questo deriva dagli anni 70 perché la dobbiamo raccontare e tu sicuramente da giornalista sei più informato di me. Quando è che è iniziata l'islamizzazione di questo continente? Quando c'è stata la crisi petrolifera degli anni 70. Io all'epoca avevo 6-7 anni, quelli che erano, e mi ricordo le domeniche dell'austerity dove non giravano auto tranne quelle pubbliche e quelle dei dottori. Allora lì il Belgio cosa fece? Re Baldovino mi pare che è stato, si mise d'accordo con l'Arabia Saudita e i paesi petroliferi di avere il petrolio e in cambio permise la costruzione nel suo paese delle moschee che fino a quel momento erano assolutamente vietate in tutta Europa. Tutto è iniziato lì. L'elite burocratica e governativa europea di oggi non è altro che figlia o nipote di quel periodo là. Quindi in nome del business, in nome di tutto
quello che può essere di più squallido che ci sia, non il business ma gli accordi diciamo alle spalle dei popoli, si sono venduti all'islamismo, all'Islam, e hanno scaricato la religione cristiana e ebraica, che sono le radici del nostro continente. Io l'ho spiegata così, se tu invece vuoi perdere 3 minuti e spiegarla molto meglio di me, meglio così, ok? Grazie Antonino, ciao. Grazie a te, guarda, più che altro io vado ancora più indietro, è dalla guerra dei 6 giorni al 67 che la sinistra, specie in Italia, si è distanziata da Israele. Israele gli andava bene in quanto morti con l'Olocausto, fino a quando non hanno scoperto che questo piccolo paese non aveva paura di colpire paesi ben più grossi di lui, che gli avevano giurato la morte e che si preparavano a distruggerlo. Vi vorrei ricordare che anche la guerra dei 6 giorni cominciò con un attacco a sorpresa contro l'Egitto, perché Nasser nel corso del 66-67 aveva fatto di tutto per poter attaccare Tel Aviv, e poi dopo si è visto com'è andata. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, buongiorno, sono Luca da Colico. Buongiorno a te. Io volevo dire che questo attacco ne ho letto 2 giorni fa sul giornale che era annunciato, e quindi sotto questo punto di vista l'effetto sorpresa non c'è stato. Poi vorrei segnalare una cosa: un conto è attaccare Hamas, che è un gruppo terroristico che ha aggredito Israele, ed è tutto legittimo, ma attaccare uno Stato come l'Iran, che avrà anche scritto che ha dei propositi contro Israele, però non mi sembra che abbia fatto delle azioni dirette contro Israele, è un atto di guerra, specialmente un attacco di quel tipo, e non è la prima volta che viene fatto. Detto questo, io vorrei dire una cosa agli ascoltatori di Radio Libertà: non confondete il sionismo con l'antisemitismo, perché il sionismo è un nazionalismo che vuole realizzare la grande Israele, cioè vuole ampliare il territorio di Israele così come è descritto nella Bibbia, ok? E purtroppo questo nazionalismo ha preso piede negli ultimi decenni in Israele, tant'è vero che l'ultimo tentativo di fare i famosi 2 stati ci fu, credo più di 30 anni fa, e finì con l'assassinio di Rabin, che aveva fatto l'accordo con Arafat. Ora, Rabin non è stato assassinato da un terrorista palestinese, ma è stato assassinato da un nazionalista israeliano. Questa è la propaganda antisemita che viene fatta contro Israele, perdonami. Perché ti vorrei ricordare che Arafat, quando era pronto per firmare l'accordo con Rabin e con Israele, venne invitato dai suoi amici di Teheran a tirarsi indietro. Poi vorrei dirti anche Tonino, un'altra però cosa. Allora, perché è stato assassinato Rabin? Ti chiedo scusa, posso dirti una cosa? Il fatto che sia stato un rispondi fanatico ad assassinarlo nulla cambia rispetto alla volontà di Israele di avere i 2 popoli e i 2 stati. Ti vorrei anche ricordare una cosa: non è che un singolo fatto fa primavera, perché Israele non ha mai negato la possibilità dei 2 stati. Chi non ha mai voluto lo Stato palestinese sono sempre stati i paesi arabi. Poi tu mi dici, però l'Iran era lì che viveva la sua esistenza tranquillo. Momento, l'Iran ha sempre finanziato tutti i peggio movimenti terroristici per colpire e distruggere Israele, e da ultimo aveva pronte quasi 6 bombe atomiche per poter spianare Israele e farci un parcheggio. Allora, d'accordo. Tu cosa avresti fatto? Ti voglio fare una domanda di logica. Sì. Io me la sono sempre chiesta, poi magari io non sono un tecnico di queste cose, però la chiedo a te perché sei un giornalista molto informato. Ma invece, perché insomma l'Iran saranno decenni che cerca di avere, si dice che arricchisce l'uranio per poi costruirsi le bombe atomiche, no? Ok, per poi colpire Israele o chi vuole lui, d'accordo, va benissimo. Ma io ti faccio una domanda semplice. Io che faccio il ragionamento della casalinga di Voghera, ma con tutte le bombe atomiche che sono disponibili che erano disponibili all'epoca quando è crollato l'Unione Sovietica, nelle ex repubbliche, nei territori dell'ex Unione Sovietica, che era pieno di testate nucleari dappertutto, e quell'impero lì si è sfaldato, non sarebbe stato più semplice per l'Iran o
o per chiunque andare a procurarsi quelle testate dando, che ne so, 500 milioni di euro al primo oligarca russo che si vendeva e che gliele forniva piuttosto di costruirsele? Questa è una domanda che mi faccio e a cui non riesco a trovare una risposta. Perché piuttosto che mettere in piedi uno stabilimento industriale per arricchire l'uranio e fare un casino con dei costi enormi e esporsi agli attacchi che Israele anche legittimamente ha fatto anche in passato, perché non è la prima volta che Israele bombarda l'Iran per colpire questo tipo di installazione, non sarebbe stato più semplice tirare fuori 500 milioni di euro, di dollari e prendersi una bomba già bella che è fatta? E dopo a quel punto l'attacco sarebbe venuto prima, nel momento in cui questi signori si fossero dotati dell'arma atomica. Cioè, scusami, se lo tu scopo puoi farti la dell'Iran domanda di logica, arricchimento io dell'uranio è ti dico quello, un'altra non sarebbe cosa. stato più semplice fare un'altra Prego. maniera? Come? Se lo scopo dell'arricchimento dell'uranio è costruire una bomba atomica, non sarebbe stato più semplice comprarsela già fatta da qualche parte, visto che c'era la disponibilità, specialmente una ventina d'anni fa? Faccio una domanda di logica. Bene, e io ti rispondo con una domanda di logica. Nel club nucleare ci sono Israele, l'India, il Pakistan, la Russia, la Francia, gli inglesi e gli americani. Cioè Ti pongo una l'Israele, domanda: perché nessuno di questi ha mai venduto una bomba atomica all'Iran? Scusa? Perché nessuno di questi ha mai venduto una bomba atomica all'Iran? Allora, io presumo che quando si è sfaldato l'URSS e c'erano delle bombe atomiche dislocate in tantissime delle repubbliche URSS, e tu sai cosa è successo, cosa hanno fatto gli oligarchi, ci sarebbe stata la possibilità di acquistarle in quel momento. Adesso probabilmente no, evidentemente, anche perché tu sai che qualunque bomba atomica ha una specie di carta di identità, per cui dopo si riesce a capire da che parte è stata prodotta. Però all'epoca è semplice farlo, fondi. E scusami, 30 anni fa, quindi secondo te Israele, se l'Iran si fosse comprato la bomba atomica, non l'avrebbe colpito? No, l'avrebbe colpito, ma io mi allora? chiedo perché non l'ha fatto all'epoca l'Iran. Se voleva così tanto avere questa bomba atomica, non era più semplice comprarsela all'epoca, piuttosto che mettere in piedi un programma di arricchimento dell'uranio? Ma secondo te le bombe atomiche sono una cosa che si comprano come al supermercato? Secondo me, se hai 500 o 1 miliardo di dollari, chi ti vende in una ex repubblica, in un impero che si sta sfaldando, in un'ex repubblica sovietica, te la possono vendere. Cioè, scusami, e secondo te in un momento nel quale le bombe atomiche sono oggetto di discipline internazionali, accordi di riduzione, eccetera, eccetera, perché ti vorrei ricordare che specialmente verso la fine dell'impero sovietico c'erano fior di controlli che venivano fatti sulle bombe atomiche, controlli reciproci che facevano gli americani e i russi. Secondo te sarebbe stata possibile una cosa del genere? Io penso che quando si è sfaldato l'impero sovietico, i controlli o tutta l'amministrazione è andata a catafascio e in quel momento ne hanno fatto qualunque cosa, per cui probabilmente in quel momento la possibilità ci sarebbe stata. Però un'ipotesi, sì, ma non è avvenuto, visto e considerato che nessuno ha comprato bombe atomiche dai russi a quel tempo. O sbaglio? A te risulta questo? Scusa, a te risulta che siano state acquistate bombe atomiche dai sovietici al crollo dell'impero sovietico? Ma io questo, cioè non è una cosa che vanno a pubblicizzare su eBay, evidentemente, no? Però potrebbe anche essere. Ma tu ti rendi conto che stiamo parlando veramente del nulla da più di 10 minuti? Cioè, tu mi stai facendo un'ipotesi che non si è verificata perché i fatti la smentiscono e continui a dirmi, se c'aveva 500 milioni. A Bari dicono, se mio nonno teneva 6 palle era un flipper, quindi di che cosa dobbiamo parlare? No, ma io ti dico, siccome sarebbe stata un'ipotesi possibile e sarebbe stata. No, la domanda è perché continua a arricchirsi l'uranio quando all'epoca sarebbe stato molto più semplice comprarsi una bomba e la possibilità c'era. Questa è la mia opinione. Perfetto, questa è la tua opinione, te la tieni, ti ringrazio per Ti ringrazio Antonino, buona trasmissione. Ora vorrei dire una cosa, perché non è che io posso perdere 10 minuti di tempo a parlare di ipotesi. Dice, però quando si è sfaldata la Russia, risulta che l'abbiano venduta? No. Secondo voi, se questo fosse accaduto, non se ne sarebbero accorti gli americani e tutti gli altri? E secondo voi non sarebbe successo qualcosa? Quindi perché stiamo a fare queste ipotesi?
Avere la possibilità di arricchire l'uranio per i fatti propri significa avere una disponibilità, un peso, un potere che non è equivalente a comprarsi la bomba atomica fatta e finita. È anche una questione di attività, di prestigio, di potenza, se volete, o di volontà di potenza. Poter dimostrare al mondo e poter lanciare un messaggio politico anche a tutto quell'Islam politico che attende un segnale nel mondo, di dire: guardate che noi abbiamo una forza tale che ci possiamo permettere addirittura di costruirle in maniera industriale le bombe atomiche, perché quando tu hai una tecnologia che riesci a gestire la puoi anche sviluppare. Questo è il punto. Questo è il punto. Se tu ti devi comprare la bomba atomica fatta da qualcuno, semplicemente ne stai dipendendo. Se tu te le puoi costruire, hai anche la possibilità di modificarle, potenziarle, utilizzarle come meglio credi, perché chi te la vende, siccome non è che stiamo parlando di una macchina usata, ti può anche dire: state attento perché se poco poco tu fai questo io ti denuncio pubblicamente, eccetera, eccetera. Cioè non è che uno si alza la mattina e compra una bomba atomica. Va bene, allora si sono fatte le 8:27 e 46 secondi, vediamo un po' le vostre zappe. Ciao Iran, testa del serpente, onore a Israele, Pierre. Buongiorno Antonino, l'amico ascoltatore fa un ragionamento simile a quello patetico che fanno Boldrin e Forchielli, secondo cui l'ombrello atomico americano non serve, basta comprarsi 5 bombe dai pakistani e via. Cito letterale da una conferenza stampa alla Camera, rendiamoci conto. Ma davvero pensano che funziona così? Non si comprano le bombe atomiche, si chiede il permesso e probabilmente no, si costruiscono, ma dai. Saluti Stefano. Caro Antonino, la tua conversazione con l'ultimo ascoltatore è la dimostrazione provata che l'antisemitismo o sionismo è qualcosa che nulla ha di razionale. Il tuo interlocutore non l'avresti potuto convincere neanche dialogando 24 ore. Infatti, saluti Donatella da Brescia. Danna, troppo spazio a un romanziere da 4 soldi. Che cosa serve comprare 1 o 2 atomiche e poi Israele ne ha 100, che si è fabbricato da solo? Indovina perché? Secondo me non saremmo nemmeno qui a parlarne, Rosy. È proprio così, ragazzi. Cioè, cercate di capire che la tecnologia atomica non è una roba che se io mi alzo e voglio comprarmi una 500, guardo negli annunci economici e mi compro la 500. Un conto è comprare l'automobile e un conto è comprare una bomba atomica. Dai, su. Ma poi io, se, allora, qua e là, che cazzo stiamo a discutere di ipotesi? Questi fatti non sono accaduti, i fatti sono altri. Quindi non raccontiamoci le nostre illusioni, ragazzi, vi prego. Nel frattempo parliamo un po' di petrolio, già che ci siamo, perché mentre stavamo dicendo queste cose, i prezzi del petrolio, dice Al Jazeera, sono cresciuti di oltre il 9%, raggiungendo il loro livello più alto negli ultimi 5 mesi dopo l'attacco israeliano all'Iran. Il greggio del Brent, quindi quello del Mare del Nord, è aumentato di $6,29 o 9,07% in più a $75,65 a barile alle 3:15 ora di Londra, alle 4:15 del mattino ora di Roma, dopo essere arrivato a un record quotidiano di 78,50, che è il livello più alto. Quindi, come vedete, il petrolio è il primo che ne sta risentendo. Le 8:30 minuti, noi andiamo un momento in pausa, dopodiché pubblicità e poi rientriamo per continuare a raccontarvi quello che sta succedendo con questo attacco attivatosi stanotte, Israele contro Teheran. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione africana è piuttosto potente sul nostro paese e determinerà un ulteriore rialzo delle temperature. In mattinata avremo sole splendente su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, salvo per poche nubi sparse sulle Alpi, ma senza ulteriori conseguenze. Nel pomeriggio sull'arco alpino di confine potrebbero verificarsi dei piovaschi, per il resto nessuna variazione degna di nota con tanto sole e tanto caldo da nord a sud.
Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per maggiori dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu erve sempre a gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci, le 8:34 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa, edizione straordinaria per l'attacco israeliano contro l'Iran. E vi dicevo, chi è che è morto in questo attacco? La BBC fa un elenco, queste sono le morti confermate, per effetto appunto dei bombardamenti dei caccia di Tel Aviv. Le vittime sono Hossein Salami, comandante in capo delle guardie della rivoluzione islamica, che è sostanzialmente capo di Stato Maggiore delle forze armate iraniane; Gholam Ali Rashid, comandante del Qatam al-Anbiya Central Headquarters, che altro non è che il comando unificato di tutte le forze armate iraniane, e in particolare si occupa appunto di fare pianificazione e coordinamento delle operazioni militari congiunte tra le forze iraniane. Poi abbiamo Fereydon Abbasi, scienziato nucleare ed ex capo dell'organizzazione dell'organizzazione atomica iraniana; Mohammad Mahdi Tehranchi, che è un altro scienziato nucleare coinvolto nel programma delle armi nucleari iraniane; Mohammad Bagheri, che è appunto il capo di Stato maggiore,
delle forze armate iraniane. Ali Shamkhani, che è il principale consigliere della guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei, a quanto pare sarebbe stato seriamente ferito. Adesso abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino Lisetta. Allora, mi voglio bentrovata. intromettere anch'io su questo che la tragedia che sta succedendo. Allora, signor Tonino, secondo me la Russia ha vinto perché non può perdere, c'entra anche la Russia. Allora, se resta un conflitto tra Israele e Hamas, per la Russia fondamentalmente non cambierà nulla. Per l'Ucraina invece cambierà molto perché ci sarà un'accelerazione del processo già avviato di indebolimento dell'attenzione e del sostegno occidentale a Kiev. Ma signor Tonino, se il conflitto si intensifica, soprattutto se viene coinvolto l'Iran, le conseguenze saranno tangibili e difficilmente prevedibili, non solo per Mosca, ma per il mondo intero. In primo luogo i prezzi del petrolio inevitabilmente saliranno, il che è molto importante per il bilancio russo. In secondo luogo, il volume dell'assistenza militare all'Ucraina sarà drasticamente ridotto. Infine, si paleseranno i problemi tipici delle fasi in cui diventa impossibile un'interazione costruttiva tra l'Occidente e la Russia, anche in termini di risoluzione delle crisi. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Grazie. È chiaro che sì, questa è un'osservazione che io trovo molto acuta, anche perché è la stessa cosa che si è detta quando c'è stato il 7 di ottobre, l'attacco del 7 di ottobre, cioè ai russi tutto sommato conviene stare zitti e muti in questo momento perché l'attenzione internazionale si sposta verso il Medio Oriente, conseguentemente loro possono avere più libertà d'azione sull'Ucraina. Resta però un fatto, cara Lisetta, gli Stati Uniti d'America hanno una capacità industriale che noi asfittici europei non abbiamo e alla tecnologia. Nei primi anni 2000 si diceva l'America ha la tecnologia per combattere e vincere 2 guerre contemporaneamente. Oggi come oggi probabilmente anche 3. Quindi attenzione prima di dire vabbè, però i russi faranno. Vedremo anche qui che cosa succederà. Certamente a loro conviene stare zitti e muti e procedere secondo i loro piani con il macello che stanno facendo in Ucraina, mi pare ovvio, perché tra i due litiganti poi il terzo gode, come sempre. Allora, andiamo a vedere, a fare un recap di quello che è successo. Abbiamo qui appunto la CNN, questi sono gli ultimi sviluppi dell'attacco israeliano sull'Iran. Quindi, ricapitolando, nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 13 giugno 2025, Israele ha lanciato un attacco senza precedenti e soprattutto a sorpresa sull'Iran, colpendo il cuore del programma nucleare della nazione e i principali leader militari del paese. L'Iran ha iniziato la sua risposta, ha dato il là alla sua risposta poco dopo, sollevando delle parole del terrori ancora una volta di un conflitto molto più ampio nel Medio Oriente, dal momento che nel momento in cui le nazioni di tutto il mondo chiedono invece a entrambe le parti di non dare il via all'escalation. Che cosa sappiamo? 1. L'attacco. Israele ha usato 200 cacciabombardieri, lanciando oltre 330 tipi di munizioni, quindi non solo bombe evidentemente, magari avranno lanciato anche le bunker buster, che sono queste bombe capaci di penetrare nel terreno anche per decine di metri e poi esplodere e distruggere i bunker, e colpendo oltre 100 obiettivi lungo tutto l'Iran. Questo secondo quanto dicono le forze di difesa israeliane. L'attacco è ancora in corso. L'IDF dice anche, e lo riferisce anche una fonte militare alla CNN, questo non è un attacco che durerà una giornata. 2. Quali sono gli obiettivi di questo attacco? L'attacco ha colpito i principali leader iraniani, così come anche i principali scienziati nucleari del programma nucleare iraniano. Questo sempre secondo delle fonti della sicurezza israeliana.
il più grosso impianto d'arricchimento dell'uranio, la base di Natanz, è stato colpito, ma non c'è stato alcun aumento nei livelli di radiazioni, questo secondo l'AIEA, che come sapete è l'agenzia dell'ONU, che ha da sempre tenuto d'occhio i colloqui sul nucleare. 3. Chi è che sono i comandanti uccisi grazie a questo attacco? Sono stati uccisi alcuni principali comandanti e ufficiali delle forze armate iraniane. Chi sono? Il generale Hossein Salami, potente comandante in capo della Guardia Rivoluzionaria Islamica d'Iran, il maggior generale Mohammad Bagheri, che era appunto il capo di Stato Maggiore iraniano, e l'ex capo della sicurezza nazionale Ali Shamkhani. 4. L'Iran naturalmente sta rispondendo all'attacco. Sono stati lanciati oltre 100 droni sul territorio israeliano, contro il territorio israeliano, secondo le forze armate di Gerusalemme, e dicono anche che le difese israeliane stanno lavorando per intercettare i droni. 5. La posizione degli Stati Uniti d'America. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che non c'è stato alcun coinvolgimento né tantomeno assistenza da parte americana in questi attacchi. Prima che tutto ciò accadesse, il presidente Trump aveva detto di non volere che Israele colpisse l'Iran, visto che sta continuando, o meglio, avrebbero dovuto continuare i colloqui sull'accordo nucleare tra Stati Uniti e Iran. 6. Lo stato d'emergenza. Israele ha dichiarato uno stato d'emergenza, ha chiuso le scuole, ha vietato riunioni all'aperto, soprattutto ha invitato la gente ad astenersi dal lavoro non essenziale. Gli ospedali israeliani hanno richiesto di sospendere le attività non urgenti, di spostare i pazienti nelle aree protette. Le forze armate di Israele stanno richiamando decine di migliaia di soldati per prepararsi a quello che verrà dopo. 8. Spazio aereo chiuso. Israele, l'Iran, la Giordania hanno chiuso i loro spazi aerei. L'aeroporto di Ben Gurion, il principale aeroporto a Tel Aviv, è chiuso per tutte le partenze e gli atterraggi. 9. Reazioni globali. I paesi in tutto il mondo, inclusi Oman, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, hanno lanciato grida d'allarme. Alcuni di questi hanno criticato gli attacchi di Israele come con un'escalation. Molti stanno invitando i due paesi a bloccare l'escalation e mantenere la stabilità nella regione. Infine, 10. Gli Stati Uniti d'America hanno emesso un avviso di sicurezza, un allarme sicurezza, diretto a tutti gli impiegati del governo americano in Israele e alle loro famiglie di trovarsi un posto sicuro nel quale rifugiarsi, e hanno invitato tutti i cittadini americani nel paese a prendere precauzioni e conoscere l'ubicazione esatta del loro rifugio più vicino in caso di potenziali attacchi. Adesso sono le 8:45, tra poco avremo il Qui Parlamento, per cui Simone chiama pure il nostro gradito ospite di questa mattina e vediamo un po' che cosa succede. Marco, ricapitolando, la Russia è un aggressore perché si difende dalla NATO, perché la NATO ha aggredito la Russia, non lo sapevo. Siamo in guerra con Mosca, non lo sapevo. Invece Israele si difende attaccando a sorpresa una nazione indipendente, ottimo. Questa è una chiacchiera da bar, Marco, perdonami. Dire che Israele attacca a sorpresa una nazione indipendente, cioè quella nazione che da 46 anni finanzia il terrorismo, gli ha finanziato tutti gli attacchi, lo minaccia di morte ogni 2x3 ed era pronto per tirargli le supposte atomiche in testa, questo per te è attaccare una nazione indipendente. Siamo commossi. Ottimo, certi buoni siamo noi, vedi Libia, Iraq, Siria. Marco, guarda, spero che Israele ce la faccia, se no ti vedremo crescere la barba e ce la dovremo crescere tutti quanti, probabilmente, e imparare il farsi, chissà. Qui Parlamento, andiamo. Qui Parlamento. Bene, io do il benvenuto all'onorevole Massimo Garavaglia. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie.
Allora, mentre le lancette della storia girano, però noi abbiamo anche un problema, diciamo così, di fisco. Come vanno le cose? Ma allora, molto meglio di quello che si legge su qualche giornalone, anche abbastanza spesso. Stiamo ai fondamentali. Più fondamentali del lavoro non c'è niente. Se la disoccupazione oggi è al 5,9%, è un dato basso, e per arrivare a un dato così basso dobbiamo ritornare indietro fino al 1983, non so se rendo l'idea. Sì. In Germania è il 6,2, il 6,3, pardon. In Europa la media è 6,2, in Francia siamo al 7,1. Quindi se l'Italia è al 5,9, ricordiamo che il 4% è la disoccupazione fisiologica, vuol dire che su uno dei fondamentali, a mio avviso il più importante, cioè il lavoro, siamo messi molto bene. Se in più andiamo a vedere, abbiamo il record di occupati e di questo 1 milione di posti di lavoro in più negli ultimi 2 anni e mezzo, la massima parte a tempo indeterminato, sotto questo aspetto non possiamo lamentarci. Tant'è che lo spread è bassissimo, lo spread è a 90, cosa che anche qui bisogna tornare indietro parecchio per vedere questo dato, e l'ultima asta dei bot c'è stata una domanda di 12 volte l'offerta del Ministero dell'Economia. Questi sono i fondamentali. Poi c'è la polemica politica giornaliera che segue discussioni abbastanza surreali. Sì, decisamente surreali. Senatore, appunto, in una situazione del genere, ieri Matteo Salvini rispondeva ad Antonio Tajani e gli diceva: guarda che la riduzione dell'IRPEF non è una cosa che impedisce la rottamazione quinquies, anzi, con la rottamazione prendiamo i soldi e così con i soldi che prendiamo possiamo abbassare l'IRPEF a tutti quanti. Ma perché ogni volta in cui si parla della rottamazione quinquies c'è sempre qualcuno a cui viene il mal di pancia? Ma perché c'è qualcuno che pensa che sia una cosa intelligente, quando sei in squadra, litigare per guadagnare qualche punto in più. È la cosa più stupida che possa esistere. Io lo posso capire negli ultimi 2 mesi di campagna elettorale, la differenziazione, ma non a metà della strada mentre stai lavorando tutti insieme, perché questo dà un'immagine sbagliata del concetto di coalizione e di squadra. La Lega è un elemento di stabilità sotto questo aspetto. A me non viene in mente di andare a attaccare un alleato, perché è una cosa sostanzialmente da deficienti. In quest'ottica, venendo un po' al merito della questione, il merito della questione l'ha sintetizzato giustamente Salvini. Le 2 cose vanno di pari passo. La legge di bilancio fa la sintesi, nella legge di bilancio ci sarà un budget e questo budget verrà distribuito, non è il termine esatto, verrà allocato nella maniera più efficiente possibile, come si dice in economia. E allora, quali sono le priorità? Le priorità sono questa rateizzazione lunga, preferisco questo termine a rottamazione, perché rottamazione dà l'idea che ci sia un regalo a qualcuno, una sorta di condono, ma così non è. È una rateizzazione lunga di cartelle di persone che hanno questa cartella e per difficoltà di cassa non sono riusciti a pagarla, che è cosa diversa di chi non vuole pagarla, perché lì siamo nell'ambito dell'evasione o comunque del non voler versare le imposte dovute. Qui si tratta di dichiarato e non versato, ok? Viene rateizzato lungo, in 10 anni, ma trovando anche delle modalità per evitare l'incaglio iniziale. Le ultime 4 rottamazioni, perché 4 ne sono state fatte dai governi di tutti i colori politici, quindi sorvoliamo sulle polemiche surreali. La prima l'ha fatta il PD, quella che abbiamo fatto noi c'erano i 5 Stelle, quindi parliamone. L'ultima, la 4, l'ha votata Forza Italia, quindi ci sono tutte le parti politiche. Però qual è il problema delle ultime 4? Un tasso di fallimento del 50%. Cosa significa tasso di fallimento del 50%? 1 su 2 degli aderenti poi non ha rispettato i patti.
della serie ho pagato la prima rata, ciao, e poi basta, morta lì. Ovvio questo non va bene e in più comporta un onere da parte dello Stato. Ma qual è il motivo? I motivi sono due. Uno, sei un recidivo che non vuole pagare, quindi fa questo per tirare la palla in là e questo ovviamente non va bene. Però basta mettere dei paletti. Due, oggettiva difficoltà, e questa è la cosa che ci interessa e che vogliamo eliminare. L'oggettiva difficoltà è data dal fatto che le ultime rottamazioni prevedevano un anticipo importante iniziale. Ma allora, se io ho difficoltà di cassa e tu pronti via mi chiedi tanti soldi di anticipo, ho difficoltà di cassa e non ce la faccio. E quindi questo è stato il motivo per cui le persone in buona fede che hanno aderito poi non sono riuscite a rispettare i patti. Facendo questo meccanismo differente, quindi una rateizzazione a 120 rate, dando la possibilità per 8 volte nel percorso di tirare il fiato, noi siamo convinti, non essendoci la scalata iniziale da fare con un grande anticipo, che questo tasso di fallimento si riduca a quello che è poi fisiologico, cioè chi vuole pagare paga, chi non vuole continuerà a non pagare, ma a quel punto verrà perseguito in quanto tale. Ecco, questa è la grande differenza. Perché si tiene con l'IRPEF? Perché è una stabilizzazione di questa partita. Il magazzino fiscale, cioè il totale delle imposte a libro e non incassate dallo Stato, vale 1.300 miliardi, non so se rendo l'idea, 10 volte il fondo sanitario, ok? Però sì. Di questo il lavorabile, il recuperabile è circa la metà, 600. A nostro avviso possono rientrare nella rateizzazione, quindi rientrare in bonus circa 100 miliardi di euro. Ecco, avere questa cassa chiaramente facilita anche altre operazioni di totale buonsenso come l'abbassamento dell'IRPEF. Molto bene. Allora, senatore, io la ringrazio molto del suo tempo. Un'ultima cosa, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma è molto semplice, abbiamo una serie di riunioni tecniche con il MEF per definire bene il perimetro di questa operazione. Fatto questo, riprendiamo i lavori in Commissione Sesta Finanze al Senato, lavori che hanno comunque sono continuati, quindi abbiamo fatto tutte le audizioni, abbiamo tutto sul tavolo. Definito il perimetro, riprendiamo. Il mio obiettivo è chiudere in Commissione Senato entro metà luglio, fine luglio, di modo che poi in legge di bilancio possa essere acquisito il testo e diventare norma e quindi essere operativa. Eccellente, molto bene. Allora, buon lavoro senatore, grazie al suo tempo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Qui Parlamento. Bene, le 8:54 minuti e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa in edizione straordinaria, perché appunto quello che sta accadendo dalle prime ore dell'alba in Medio Oriente è un'ennesima svolta della storia. Lo diciamo per chi avesse acceso la radio adesso o si fosse collegato o avesse acceso la televisione in questo momento. Dalle 2:15 di stanotte l'aeronautica militare israeliana sta bombardando una serie di obiettivi sull'Iran, ne sono stati già colpiti 100 e adesso abbiamo un aggiornamento a proposito della risposta di Teheran, perché informa l'IDF, o meglio lo ha detto alla CNN, che le forze armate israeliane hanno cominciato a intercettare i droni che sono stati lanciati dall'Iran e li stanno colpendo fuori dal territorio di Israele. Pare che siano stati circa oltre 100 droni. Simone, Paolo Formentini è disponibile, quindi se vuoi lo puoi chiamare al telefono. Paolo Formentini, lo sapete, è il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, per cui ora sentiremo Paolo. Vediamo un po' di capire che cosa sta succedendo anche nelle alte sfere del governo italiano, che cosa potrebbe fare il governo italiano, perché apprendiamo dall'ANSA che la Premier Meloni sta seguendo la situazione e a minuti dovrebbe essere iniziata già alla Farnesina una riunione di emergenza guidata dal ministro degli esteri Tajani.
Nel frattempo Emirates, che è una delle principali appunto compagnie di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, ha cancellato tutti i voli da e per alcuni paesi del Medio Oriente nel momento in cui l'Iran ha lanciato gli attacchi con i droni dopo i bombardamenti israeliani di questa mattina. I voli Emirates sono stati cancellati e sono quelli per Iraq, Giordania, Libano e Iran, sia per oggi che per domani. Emirates inoltre invita i clienti a contattare i loro agenti di viaggio o i loro uffici locali della Emirates per naturalmente ripianificare i loro voli. Adesso abbiamo al telefono Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Paolo, e adesso che succede? Questo è difficilissimo da dire, quello che dobbiamo però pensare e dire, cercare di spiegare è perché si è arrivati a questo, perché questo sarà estremamente difficile da capire dai giornali, dalle TV, e quindi noi usiamo il nostro spazio, secondo me, per approfondire e capire. Quello che non viene detto è che l'Iran minaccia da decenni Israele, ma non lo minaccia di un attacco, minaccia di annientarlo. L'Iran chiama Israele l'entità sionista, non uno Stato, quindi, ma un qualcosa che non accetta, della quale non accetta l'esistenza, che va distrutto, cancellato, annientato. Queste sono esattamente le scritte che leggiamo sui missili che sfilano per le strade di Teheran durante le parate militari. Su quei missili c'è scritto distruggiamo Israele. Ecco, questo è per dare un minimo di quadro, di contesto a quello che sta succedendo. Ovviamente c'è grande preoccupazione per i nostri concittadini in tutta l'area, la Farnesina è al lavoro. Io stesso avrei dovuto visitare Israele domani e ovviamente lo spazio aereo è chiuso, però davvero dobbiamo cercare di lavorare per un futuro di pace, e qui si torna alla posizione più volte espressa da tutta la Lega, che il futuro non può essere altro che il riconoscimento dello Stato di Israele da parte degli Stati arabi che ancora non l'hanno fatto, quindi col percorso degli accordi di Abramo, e poi il grande corridoio commerciale dall'India che deve passare da Israele e poi arrivare fino ai nostri porti all'Italia. Perché? Perché dove passano le merci non ci sono guerre, c'è stabilità, c'è prosperità. Ecco, diciamo anche una cosa a margine. Uno che si è battuto molto per questo corridoio dall'India a Israele fino ad arrivare in Italia è un certo Paolo Formentini, così lo diciamo. Non so se tu lo conosci, però io lo conosco, mi dicono che sia uno in gamba. Però detto ciò, intanto complimenti. Ma Paolo, io ti volevo sottoporre questa cosa che ha detto un esperto appunto di difesa all'Economist, parlando stamattina a BBC Radio 4, e ha detto che secondo lui, dal suo punto di vista, per molti iraniani che si sono svegliati all'alba per effetto del bombardamento israeliano su Teheran, questi attacchi notturni potrebbero sembrare un tentativo di destabilizzare il regime anziché un attacco mirato dei siti nucleari. E aggiunge che si aspetta delle settimane davvero difficili davanti a noi. Dice, siamo nei primi stadi sia della campagna israeliana che durerà molti giorni per infliggere dei danni molto seri ai siti iraniani, ma anche dobbiamo tenere presente che la vendetta iraniana sarà inevitabile. Tu che ne pensi? La gente ha percepito più un tentativo di far cadere il regime degli Ayatollah o più l'idea che Israele si vuole garantire la sicurezza contro l'atomica iraniana? Allora, anche qui, prima di tutto la controffensiva iraniana è già in corso, sono stati lanciati più di 100 droni, ma purtroppo non sarà l'unica reazione. Il presidente Trump ha invitato l'Iran a non rispondere, appunto a terminare l'escalation,
ma appunto l'evoluzione la vedremo insieme nelle prossime ore, nei prossimi collegamenti. Quello che possiamo dire adesso è che l'Iran è una delle peggiori dittature del mondo, che una gran parte degli iraniani non sopporta più il regime, si batte per la libertà. Ricordiamo le grandi manifestazioni che ci sono state, tutte represse nel sangue, gli arresti, le torture e soprattutto le ragazze di Teheran che vorrebbero essere libere come le ragazze italiane, come le ragazze europee e occidentali. Ecco, questo grido di dolore del popolo iraniano non ci ha lasciato indifferenti. In Commissione Esteri abbiamo lavorato a lungo sentendo i dissidenti del regime, coloro che cercano di lavorare per un Iran libero. Quindi sicuramente una parte dei cittadini iraniani sogna la libertà, non lo si può negare. E questo lo sappiamo, e noi in fondo, noi Occidente, li abbiamo lasciati soli. Se in questi sconvolgimenti vedranno un'opportunità per riprendere la propria lotta per la libertà, non lo sappiamo. Sicuramente però è un regime fuori dal tempo, un regime che, passando a un altro conflitto, fornisce quei droni con i quali viene bombardata l'Ucraina dalla Russia, perché fa parte di un asse che è opposto a quello occidentale, che va appunto dall'Iran alla Russia, alla Cina. Chi più di tutti guadagna da queste guerre, va detto con chiarezza, è la Cina, perché questo è un continuo indebolimento, un esporsi su più fronti dell'Occidente, e c'è chi in questo momento, anche economicamente, sul medio periodo ne trarrà vantaggio. Questo sicuramente. Paolo, secondo te, naturalmente tu non hai la sfera di cristallo, però dal momento che c'è in corso questa riunione alla Farnesina e così via, l'Italia che ruolo può svolgere in questa situazione? Ma l'Italia, come noi sappiamo, ha questa enorme vocazione alla mediazione, è anche uno dei pochi stati ad avere l'ambasciata a Teheran. In questo momento mi sento davvero di cuore di esprimere la vicinanza ai nostri diplomatici, che ovviamente danno tutto se stessi per lavorare per la pace. Ecco, però noi dovremmo sfruttare queste relazioni anche diplomatiche che abbiamo, cercare di comunicare che non deve esserci escalation, quindi risposta da parte dell'Iran, anche se purtroppo è già in corso, ma il rischio che una continua escalation porti davvero a una totale destabilizzazione di tutto il Medio Oriente, che è quello che nessuno vuole. E questo è il ruolo dell'Italia. Il ruolo dell'Italia è parlare, mediare, costruire la pace. Lo abbiamo fatto su tanti fronti di guerra, siamo stati apprezzati dalle popolazioni locali, particolarmente portati a mediare e a operare, mettendo in sicurezza siti. Pensiamo ai monasteri serbi ortodossi in Kosovo, ecco, sono anche i nostri militari, quindi non solo diplomatici ma anche militari. Questa è una virtù, una capacità unica al mondo che abbiamo noi portato di millenni di civilizzazione, e dobbiamo usarla al massimo, perché davvero abbiamo bisogno di pace. L'Italia è una media potenza, ma è una potenza esportatrice, e per esportare ovviamente serve che le vie di navigazione siano libere, non sotto attacco come accade nel Mar Rosso, e che ci sia la pace. Molto bene. Molto bene, Paolo. Allora, io ti ringrazio molto del tuo tempo e al piacere di risentirci presto, d'accordo? A presto, allora, grazie mille. Grazie a te, un abbraccio. Un breve jingle e torniamo subito. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna, perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11
389 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Allora, bella gente, le 9, 8 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa dedicata all'attacco israeliano contro Teheran di questa notte. Ve lo ricordo, qualora aveste acceso la radio solo ora, oltre 200 cacciabombardieri si sono levati in volo, hanno colpito oltre 100 bersagli su tutto il territorio iraniano, è stata decapitata buona parte delle principali, come potremmo dire, teste della catena di comando militare iraniana, ma non solo, anche sono stati uccisi tutta una serie di scienziati che lavoravano al programma militare iraniano. Israele dice attenzione perché erano pronti, questo ce l'ha detto Fiamma Nierenstein all'inizio della nostra trasmissione, la ringrazio ancora e avremo modo di sentirla di nuovo, erano pronti ormai gli iraniani con il loro programma di arricchimento dell'uranio ad avere materiale per almeno 6 bombe atomiche, di conseguenza Israele l'avrebbero potuto tranquillamente spianare. Israele, lo sapete, nella sua dottrina non consente ad alcuno nell'area del Medio Oriente, specialmente a un regime fanatico come quello degli Ayatollah, di dotarsi dell'arma atomica. Da qui l'attacco preventivo che è stato compiuto questa notte. Altre zappe che voi avete mandato al 340-670-9659. La guerra non è la soluzione, Marco, è una frase nobile, il problema è che il mondo com'è purtroppo la prevede. Luciana da Muggio, Antonino, Trump ha affermato che era al corrente dell'attacco e che comunque l'America non ha coinvolgimenti. Sì, però aveva anche detto che lui non sapeva quando sarebbe stato. Inoltre mi chiedo, ma chi è il paese che subito dopo quello che ha subito il 7 ottobre del 23 avverte il nemico degli attacchi per tempo per ridurre le morti di civili? Solo Israele, eppure troppi gli sono inspiegabilmente, ingiustamente contro. Forse Israele hai diritto di difenderti per fermare chi finanzia gli atti contro di voi. Ancora, di tutta questa situazione possiamo ringraziare gli squallidi terroristi di Hamas, che a loro volta sono finanziati dai loro amici con la barba di Teheran. Quindi, ma Greta lavora anche oppure va solo in giro per il mondo a far cazzate e contribuire all'inquinamento con i suoi spostamenti? Claudio, Claudio, sai che io mi pongo la tua stessa domanda, quindi che dire di più? Condivido la tua domanda, Claudio, ti abbraccio forte.
0292947222, una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Ornella da Lecco. Ciao Ornella, buongiorno. Ciao, io ho ascoltato tutta mattina, ho ascoltato Marco e io come Marco sto dalla parte di Israele, perché io sono stata 2 volte in Israele, è bellissima, gente bellissima, e ma chi non è stato non si rende conto, ci sono soldati dappertutto, perché a ogni momento può succedere un attentato, ma vi rendete conto di come vive quella povera gente lì oltre la Shoah e tutto quanto? Bisognerebbe provare, io non lo so, io non so cosa dire, come si fanno a stare dalla parte di Israele? Teheran ha fatto bene secondo me, poi nessuno vuole, però d'altra parte che deve fare? Sta difendendo il suo popolo, cosa deve fare? Accettare, venite avanti, venite, c'è posto, avanti, capito? Grazie, ciao. Grazie a te, appunto, spiegato con parole semplici. Allora, abbiamo una dichiarazione della guida suprema dell'Iran, signore e signori. L'Ayatollah Ali Khamenei, riferisce la BBC adesso, dice che Israele dovrebbe aspettarsi una severa punizione a seguito degli attacchi notturni che hanno colpito i siti nucleari e uccisi alcuni comandanti militari. Khamenei dice che Israele ha commesso un crimine nel nostro amato paese quest'oggi e che le forze militari iraniane non permetteranno che questo resti impunito. Con questo crimine il regime sionista si è preparato un destino amaro e doloroso che vedrà immediatamente. L'Iran per il momento ha lanciato circa 100 droni contro Israele che riferiscono appunto funzionari delle forze armate israeliane alla CNN, cominciano a essere respinti fuori dallo spazio aereo israeliano. Tra l'altro vi volevo far vedere chi sono questi scienziati atomici uccisi nell'attacco di stanotte. Lo dice l'agenzia stampa Tasnim, ripresa dalla CNN. Fra gli scienziati uccisi c'erano Fereydun Abbasi, l'ex capo appunto dell'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana, Mohammad Mehdi Teranchi, un fisico che ha anche occupato la carica di presidente dell'Università Islamica di Azad, e poi ancora poco prima l'Ayatollah Supremo, la guida suprema Khamenei, aveva confermato che una quantità di comandanti militari e di scienziati era stata uccisa nel corso degli attacchi. L'esercito israeliano, ecco, questo è stato battuto adesso dalla CNN. L'esercito israeliano ha rilasciato delle fotografie e gli aerei che sono stati utilizzati da Israele per colpire l'Iran sono aerei prodotti in America, F-35, F-15, F-16. Israele dice che 200 appunto aerei cacciabombardieri hanno partecipato all'attacco lanciando qualcosa come 300 tra bombe di vario genere. I 200 aerei dell'aeronautica militare israeliana rappresentano circa il 60% degli aerei a disposizione pronti al combattimento del paese, secondo le statistiche nel bilancio militare 2025 pubblicato dall'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici. Gli Stati Uniti d'America, Sava Sandir, sono da tempo fornitori di armi per Tel Aviv. Gli aerei rappresentano, diciamo così, la miglior razza della potenza bellica americana, e sono tutti in servizio sia nell'aeronautica americana che in quella ovviamente di Israele. I jet invisibili di quinta generazione, gli F-35 prodotti dalla Lockheed Martin, sono quelli più moderni in dotazione a Israele, e al momento ne ha 39 secondo le statistiche appunto dell'Istituto di Studi Strategici. Israele ha anche 75 tipi di jet bireattore F-15 che prima erano prodotti dalla McDonnell Douglas, che ora fa parte della Boeing, e almeno 200 unità di F-16 che in origine erano prodotti dalla General Dynamics, che ora è ora dentro la Lockheed Martin, sempre secondo l'Istituto di Studi Strategici Internazionali. Un'altra telefonata, pronto, chi è là?
Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate, Antonino. Ciao Graziano. Senta, a me quello che fa specie che comincia a darmi troppo fastidio, che tutto quel disastro che sto combinando lì è Hamas. Allora, Netanyahu è ricercato. Quello là che ha iniziato a fare quel disastro lì non è nemmeno ricercato. E poi fanno ancora le manifestazioni a favore di Hamas. Ma almeno il popolo palestinese sia un popolo intelligente, perché penso che non sia poco intelligente, e tutti gli altri che li seguono, che dovrebbero dire Hamas deve uscire dal nostro paese, non deve centrare più niente, che dopo la Palestina sia uno Stato indipendente, quello è logico. Però a me dà molto fastidio che quello là è ricercato, quello là adesso sta esagerando, però perché quello lì tutto quello che ha combinato, eccetera, diciamo le sta qui. Fin quando non lo fa fuori, Netanyahu, quello lì non smetterà mai. Però diciamo, dobbiamo dire la verità, io sono stanco di sentire delle cose sempre inutili, eventualmente il criminale eventualmente non so da cosa la fanno, e quello lì eppure è lì ancora che dicono ancora a inneggiare per il Hamas. Grazie, buona giornata. Grazie a te. Ovviamente parlava dell'Ayatollah Khamenei. Per quanto riguarda i fratelli Sinwar, che erano i capi di Hamas, il primo si è occupato di cancellarlo alla faccia della terra un carro Merkava da 70 tonnellate, il secondo invece è stato ucciso da un bombardamento israeliano. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto Antonino? Sì. Sì, buongiorno, Dario da Valdobbiadene. Benvenuto. Io ho mandato un paio di messaggi, ho visto la spunta, ma molto probabilmente è impossibile leggerli tutti, capisco. Quello che volevo fare io era sdrammatizzare un po' e alleggerire un po' la tensione proponendo un po' di musica, e avevo proposto Arrivano i buoni di Edoardo Bennato, oppure se proprio quella non si può, magari Non siamo mica gli americani di Vasco Rossi, quella che dice sai, che loro possono sparare agli indiani. Comunque Arrivano i buoni, secondo me sarebbe proprio l'ideale per capire come funziona, perché mi sembra che tra i morti in Iran ci sono degli scienziati, erano militari o erano civili, e se ci fossero delle cellule qui in Italia di Hamas riconosciute, noi subiremmo tranquillamente un bombardamento israeliano, e se dovessimo rispondere la nostra sarebbe escalation. Ti ascolto, ciao, grazie. Scusami, che razza di domanda è? È chiaro che se ci fosse una cellula di Hamas mica Israele ci attaccherebbe. Che razza di domanda è, perdonami? Non, veramente una domanda senza senso. Se ci fosse una cellula di Hamas, i nostri 007 la sgominerebbero magari in collaborazione con il Mossad, e Israele ci ringrazierebbe, mica ci tirerebbe le bombe. Che cazzo di discorso è veramente, benedetti Dio, ragazzi? Dai, non facciamo il bar a quest'ora. Allora la BBC riferisce da Gerusalemme, il collega Tom Bennett. Qui a Gerusalemme gli scaffali dei supermercati si stanno rapidamente svuotando perché la gente sta prendendo cibo e acqua. Buona parte del paese è stata svegliata alle 3 del mattino, ora locale, alle 2 in Italia, con un breve suono delle sirene e un avviso telefonico di una significativa minaccia. Le persone sono state ovviamente indirizzate a restare vicine ai rifugi. I servizi d'emergenza israeliani dicono che stanno raccogliendo ovviamente le sacche di sangue in tutto il paese, stanno cercando di reperire più sangue possibile, mentre altri ospedali dicono che stanno mandando a casa i pazienti che sono già in condizioni di poterlo fare. E nella West Bank è stato imposto un lockdown a tutte le città palestinesi fino a nuovo avviso. Questo è tutto in preparazione della risposta iraniana, e 100 droni sono già appunto in direzione di Israele, sono stati lanciati dall'Iran. Andiamo a vedere adesso gli ultimi aggiornamenti. Ecco, allora, la Giordania dice adesso, l'aeronautica militare giordana, dice che i suoi jet e i suoi sistemi di difesa aerea hanno abbattuto alcuni missili e droni che sono entrati nello spazio aereo giordano. Lo riferisce l'agenzia stampa nazionale Petra.
Israele con i suoi vicini, che è vicina appunto alla Giordania, che confina con la Giordania, ha attaccato l'Iran questa notte. Gli aerei dell'aeronautica militare, della Regia Aeronautica giordana, stanno operando a un alto livello di prontezza per proteggere lo spazio aereo giordano, assicurare la sicurezza e la stabilità del paese e dei suoi cittadini. Questo viene riferito dall'agenzia stampa giordana Petra, che cita naturalmente una fonte militare all'interno del comando generale delle forze armate di Giordania. La fonte dice anche che l'operazione di intercettazione si è basata sulla base di studi militari che indicavano la possibilità di un lancio di missili e di droni che avrebbero potuto colpire il territorio giordano, sarebbero potuti cadere sul territorio giordano, incluse aree popolate, cosa che avrebbe potuto chiaramente generare delle vittime. Le forze armate del Regno di Giordania dicono che non permetteranno in alcun modo la violazione dello spazio aereo giordano, questo sempre secondo l'agenzia Petra. Quindi la Giordania non vuole che gli rompano le scatole. Ancora, Khamenei, guida suprema, dovrebbe andare a scuola guida. Mi dicono che le vergini per lui e i suoi ministri sono pronti in riva al fiume di latte e miele. Walter. Dario, non mi è molto chiaro quali siano le informazioni secondo cui l'Iran stesse preparando un attacco nucleare a Israele. L'unica cosa è che Israele è attaccata e l'Iran ha tutto il diritto di difendersi, mi pare giusto. Vuoi anche, non lo so, vogliamo anche dire che Hitler aveva ragione, tutto sommato, dai, già che ci siamo, l'Iran ha tutto il diritto di difendersi, mi pare giusto. 50 anni che finanzia il terrorismo per cancellare Israele, però ha tutto il diritto di difendersi. Vedete, questo è il dibattito. Visto che non ti sono molto chiare le informazioni, ieri la IEA, che è appunto l'agenzia ONU che si occupa di seguire l'accordo sul nucleare iraniano, aveva dichiarato, non ho fatto a tempo a leggervela Zoom, mi dispiace questo, aveva dichiarato, e stamattina è sui giornali, che l'Iran ha mentito più volte e non ha dato più volte informazioni alle richieste dei suoi ispettori a proposito del programma nucleare. Indovina perché adesso? Spero sia un po' più chiaro. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, sono già le 9:23 e 52 secondi. C'è un'analisi, tra l'altro, che arriva da Sebastian Asher per la BBC, che è analista per il Medio Oriente. Lui dice una cosa molto interessante, cioè Israele ha adottato una parte di quella strategia che aveva usato anche contro Hezbollah in Libano lo scorso novembre. Vi ricordate quando il Mossad gli ha fatto la telefonata a 4.000 componenti di coso lì, di Hezbollah, e sono esplosi i telefoni, no? Ecco, qual è la strategia adesso? Non è solo quella di colpire le basi missilistiche dell'Iran e quindi la sua capacità di rispondere con forza, ma anche di lanciare una serie di attacchi per uccidere i principali componenti della leadership iraniana. La strategia di decapitare le principali figure di Hezbollah ha avuto delle conseguenze devastanti sul gruppo e sulla sua capacità di mettere in piedi una potenziale e sostenibile controffensiva. I video da Teheran dimostrano quello che sembra essere, diciamo così, degli edifici che sono stati specificamente selezionati e sono immagini molto simili a quelle dell'attacco di Israele alla periferia sud di Beirut, che ha culminato con l'uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Non risulta che una figura di tale peso sia stata uccisa in Iran, perché la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, per il momento non è stato colpito, ma uccidere il capo di Stato Maggiore iraniano, il comandante della potente Guardia Rivoluzionaria e alcuni dei principali scienziati nucleari nelle prime ore di un'operazione che secondo Netanyahu potrebbe andare avanti per giorni e giorni, questo è infliggere un grado senza precedenti di danno all'elite iraniana. Che cosa significa questo? Scrive ancora il collega della BBC.
È chiaro che questo avrebbe bisogno di una risposta ancora più dura da parte dell'Iran, molto più dura rispetto ai 2 attacchi contro Israele che abbiamo visto l'anno scorso, ma naturalmente, diciamo così, questo dimostrerebbe anche la capacità di Teheran di riuscire a mettere in piedi un attacco di questo genere, ed è probabile che questo sia stato il calcolo alla base di Netanyahu e che l'ha spinto a ordinare questa escalation nel conflitto. Cioè, si vedrà adesso con questa reazione se la catena di comando è ancora in grado di prendere delle decisioni o se davvero il regime è stato indebolito e di conseguenza le cose si possono incamminare in un altro modo e in un altro senso, speriamo anche per la sicurezza di tutto il mondo. Luca da Brescia. Ciao grande Antonino, ciao Luca. Dopo aver appoggiato i muslim e aver contribuito alla costituzione del loro stato fantoccio qual è il Kosovo, dopo aver scelto di appoggiare gli ucraini che per decenni hanno massacrato gente inerme nelle regioni che chiedevano semplicemente l'autodeterminazione e l'indipendenza, dopo aver lustrato le terghe ai muslim della penisola araba, dopo non aver impedito l'invasione islamica delle nostre terre cristiane, che cos'altro possiamo aspettarci se non la fatua europea degli amici degli islamici verso Israele? Ad ogni modo, visto che la storia si ripete sempre, forse tra 2000 anni una barca piena di nani con in mano il libro di Tolkien approderanno sulle coste della Nuova Zelanda rivendicandone la proprietà per discendenza divina e scatenando le ire vereconde dei residenti. In attesa dell'evento sopracitato ci tocca assorbirci l'invasione di smutandati che si piegano a est. Purtroppo per opporci a tale invasione, ahimè, non ci resta che inondare il nostro sacro suolo cristiano con la pipì di Sus Scrofa Domesticus. Ciao, immenso Antonino, Luca da Brescia. La barca piena di nani con in mano il libro di Tolkien per fare dell'ironia da bar sulla nascita dello Stato di Israele, Israele che c'era già 3000 anni prima dei sedicenti palestinesi, cioè degli arabi. Dai, su, te la potevi risparmiare. Andiamo avanti, vediamo un po' che cos'altro c'è di nuovo con la nostra rassegna stampa. 0292947222, abbiamo ancora 2 minuti. Allora, ultima cosa che vi do, sempre dalla BBC, Raffi Berg, che scrive, pure lui esperto di Medio Oriente, che cosa ha spinto Israele ad attaccare l'Iran e perché adesso. Delle ipotesi sulla possibilità di un attacco israeliano sui siti nucleari iraniani sono state messe in giro per anni, ma si sono intensificate in maniera significativa negli ultimi giorni. Giovedì, cioè ieri, i media americani hanno riportato che era imminente un attacco di questo genere. Israele è stato preoccupato dal fatto che i colloqui tra Stati Uniti e Iran, che stavano andando avanti da aprile su un nuovo accordo nucleare, avrebbero potuto lasciare l'Iran ancora in possesso di un programma nucleare, qualcosa che Israele ha sempre detto di non poter accettare in alcun modo. Israele ha avvisato per anni di quella che ritiene essere una minaccia esistenziale da parte del programma nucleare iraniano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo ha reso un tema costante fin dalla metà degli anni 90. L'Iran ha sempre negato di voler costruire delle armi nucleari, insistendo che il suo programma nucleare sia per scopi pacifici e civili. Ma le potenze occidentali e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, la IEA, non sono rimasti convinti in questo caso. Giovedì, cioè ieri, la IEA ha approvato una risoluzione per la prima volta in 20 anni, dichiarando il fatto che l'Iran non stava rispettando i suoi obblighi in tema di nucleare. Parlando nel corso dei primi attacchi, Netanyahu ha detto che l'Iran aveva prodotto abbastanza materiale per 9 bombe atomiche, qualcosa in linea con una recente valutazione della IEA. Ecco, spero che adesso sia chiaro com'è che questi stavano preparando le bombe atomiche. Lo dice pure la IEA, che è agenzia dell'ONU, quindi l'Iran, ha detto, ha minacciato l'esistenza stessa di Israele.
Sembra che nel decidere di attaccare adesso Israele abbia sfruttato una finestra diciamo di opportunità, perché l'Iran non ha ancora ricostituito le difese aeree che erano state distrutte da un attacco israeliano a ottobre, e un attacco preventivo naturalmente anticipa il prossimo giro di colloqui sul nucleare, che in teoria dovrebbero cominciare domenica. Bene, le 9:31 minuti e 35 secondi, io vi ringrazio. Le ruote della storia continuano a girare. Stasera con noi avremo il professor Gil Segal da Tel Aviv, che ci racconterà come vanno adesso le cose. Grazie per essere stati con noi, e adesso liberamente, parlando liberamente, Auto da Fe e tutta la programmazione della rete. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato la rassegna stampa.